La parola d'ordine è chiara, basta con i tagli a settore. 11 società di trasporto pubblico si sono ritrovate questa mattina a Venezia per fare il punto della situazione. Unanime è la richiesta alla Regione Veneto. Non ci si è messi a litigare tra le aziende. Non abbiamo fatto il giochino della torre per cui uno spinge l'altro e lo butta giù. Cerchiamo di salvare la torre, cioè il servizio. Ogni anno a Venezia arrivano 295 milioni per il trasporto pubblico. Nel 2011 però la Regione ha trattenuto 27 milioni di euro e nel 2012 vorrebbe trattenerne 21. Ma le aziende non ci stanno. Chiediamo, tono il presidente della Marca, che ci venga corrisposto quello che è nostro. In provincia di Treviso stiamo facendo un grosso sforzo, quello di fare un'azienda unica, questo al fine di razionalizzare tutti i costi, di dare un servizio migliore, soprattutto per salvaguardare il posto di lavoro di tutti i dipendenti. Si tratta di una situazione insostenibile, dicono. Noi speriamo che la Regione valuti l'importanza di questo servizio e lo salvaguardi, ma poi assicurano: noi lotteremo fino all'ultimo per non interrompere in alcun modo il servizio. Per quanto riguarda i tagli relativi alla Marca, i numeri non lasciano dubbi. Il taglio l'anno scorso è stato intorno al 5-6%, quello prospettato quest'anno è circa del 12% e l'erogazione di questo corrispettivo, secondo i presupposti che ci sono, non sarà dato fino a maggio-giugno. Intanto a fine maggio è attesa la sentenza di merito del TAR che potrebbe obbligare la Regione a versare alle aziende l'intero importo dei trasferimenti statali destinati al trasporto.